Se ci sente, diamo il buongiorno e il benvenuto sulle nostre frequenze al dottor Pietro Veglio. Buongiorno dottore. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Questa è una trasmissione, come forse intuirete, un po' così, perché ci sono delle dirette e quindi diremo quello che potremo. Se ci saranno delle interruzioni vi prego di scusarmi, ma non dipende da me. Allora, per quanto riguarda l'umanitaria, prima di parlare dei temi dei libri, volevo parlare due annunci importanti. Il primo sono delle condoglianze per la signora Sara Fumagalli per il grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Noi tutti dell'umanitaria, ma anche penso gli ascoltatori, i donatori, coloro che hanno in qualche modo rapporti con l'umanitaria, siamo vicini alla Sara in questo momento, le mandiamo un affettuoso e caloroso abbraccio e la ringraziamo per tutto quello che fa con le donazioni che molta gente continua a mandare alla nostra ONLUS. Siamo tutti con te, Sara. E a proposito delle donazioni, vi ricordo il 5 per 1000. Nella nostra ONLUS, se voi dite al vostro commercialista o agli amici, se ci credete in quello che facciamo, gli dite che noi potremmo usufruire del 5 per 1000 per aumentare o almeno non diminuire le donazioni che facciamo in varie parti del mondo, ebbene è giunto il momento di scrivere sulla vostra denuncia dei redditi. Si deve mettere il codice fiscale della ONLUS, il codice fiscale che la identifica. Io vi dico due volte lentamente, è una serie di numeri. Adesso comincio con la prima lettura. 9 4 0 4 3 8 0 0 2 7 8. Ripeto, ma comunque poi lo diremo anche nelle prossime trasmissioni. Dottore, il codice fiscale per il 5 per 1000 è 9 4 0 4 3 8 0 0 2 7 8. Dottore, dobbiamo interromperci, dottore, perché dobbiamo tornare alla Camera dei Deputati. Bene, mi dicono interruzione, se c'è l'altro spazio andremo avanti. Facciamo così allora, quindi torniamo alla Camera dei Deputati. L'onorevole Maurizio Bianconi per Forza Italia sta intervenendo in merito all'informativa del ministro dell'Interno Angelino Alfano, che ha parlato poco fa verso le 13:20, lo abbiamo trasmesso in diretta. Ha relazionato dopo le violenze allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della finale di Coppa Italia. L'intervento di Forza Italia, parla l'onorevole Maurizio Bianconi. Sul campo quei servitori dello Stato che poi qui ipocritamente si applaudono. E purtroppo, Presidente, al ministro Alfano non è andata benissimo, perché il Presidente del Consiglio, vista la mala parata, ha dichiarato: io non avrei trattato. E il Presidente della Repubblica, per proteggere il suo sponsorizzato, cioè Renzi, ha detto la stessa cosa.
gesto e ogni suo pronunciamento, qualsiasi comportamento e azione violenta e discriminatoria che, ahimè, ormai è usuale fuori e dentro gli Stati. Lasciamo la Camera dei Deputati, lasciamo l'intervento dell'onorevole Gennaro Migliore, che per Sinistra, Ecologia e Libertà stava tenendo il suo intervento, per tornare al nostro palinsesto che cerchiamo di assicurare regolare per quanto possibile in relazione poi ai fatti politici della giornata. Abbiamo infatti ascoltato circa mezz'ora fa l'informativa del ministro dell'Interno Angelino Alfano dopo le violenze allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della finale di Coppa Italia. Abbiamo sentito gli interventi per il Partito Democratico dell'onorevole Emanuele Fiano e per Forza Italia dell'onorevole Maurizio Bianconi. Sentiremo poi la parola della Lega Nord, ma nel frattempo diciamo possiamo tornare alla consuetudine del nostro palinsesto, che il mercoledì in questa fascia oraria vede l'Umanitaria Padana. Nella prima parte della trasmissione abbiamo sentito alcuni annunci del dottor Pietro Veglio e a lui restituiamo la parola, navigando sempre a vista, perché da un momento all'altro potremo richiedergli la linea per tornare a Roma. Dottor Veglio, prego. Grazie, mi scuso con gli ascoltatori, però una radio chiaramente deve dare il massimo dell'informazione su tutti i temi più importanti e quindi mi scuso, ma penso che sia giusto così. Dunque, una volta fatte queste due considerazioni, volevo parlare di un paio di libri. Uno, ve ne avevo già parlato l'altra volta, il titolo era Il gatto di Frankenstein, sottotitolo Le nuove frontiere dell'ingegneria genetica animale, edito dalle Scienze. L'autore è Emily Huntes, che è una giornalista, una esperta di articoli scientifici. Io ve ne avevo già parlato. E questo libro è interessante, affronta parecchi temi sulle applicazioni della scienza per migliorare le condizioni degli animali, per conoscerli meglio, utilizzando strumenti e tecniche che si utilizzano per l'uomo, o viceversa, applicando all'uomo degli strumenti che sono stati provati negli animali, generalmente nel rispetto della loro qualità della vita, evitando le sofferenze, con l'obiettivo di conoscere meglio i loro comportamenti, per preservare le specie e l'ambiente naturale e fisiologico delle specie, o per mantenere in, tra virgolette, vita specie in via di estinzione come i frozen zoo, cioè questi grandi contenitori di tessuti animali, degli animali sia esistenti che in via di estinzione, di alcuni estinti. Ricordo per esempio il caso della tartaruga Jorge delle Galapagos, l'ultimo della sua specie, era un maschio, morto 2 anni fa, peraltro giovane rispetto all'età media di questi grossi animali, e si è tenuto cute e sangue in modo che quando le tecniche saranno adeguate si potrà clonare questo animale e riportare in vita una specie estinta. Questo vale non soltanto per la tartaruga, ma per tante specie animali. Quindi l'alternativa alle specie in via di estinzione, oltre a cercare di creare un habitat che gli permetta di sopravvivere, di moltiplicarsi, quando ciò non avviene, adesso abbiamo a disposizione questi frozen zoo, dove appunto noi conserviamo tessuti di questi animali. In un prossimo futuro, abbastanza prossimo, sarà possibile riportarli in vita. Bene, il libro affronta tanti aspetti semplici e complessi della vita degli animali, sia appunto dal punto di vista scientifico, ma anche morale, politico ed economico. Non so, si va dai marcatori acustici ed elettronici applicati agli animali selvatici o ai grandi cetacei per capire dove vanno, quali sono gli ambienti ideali, e quindi cercare di, conoscendo sono le loro abitudini, cercare di salvare o proteggere quelli che sono appunto, non so, i punti di riproduzione o i punti di alimentazione per questi animali. Quindi, oltre che studiare le loro abitudini, anche modificare gli ambienti
o impedire modifiche di ambienti, sempre con l'obiettivo di preservare il nostro pianeta. Il nostro pianeta non è fatto soltanto di terra, sassi e acqua o esseri umani, esistono anche gli animali, esistono anche le piante. E quindi queste tecniche che servono a capire meglio come vivono e dove vivono gli animali e come vivono o come muoiono le piante o l'ambiente vegetale, queste tecniche hanno l'obiettivo di preservare il mondo. Il tema del mondo non riguarda solo gli animali. Noi vediamo per esempio che gli animali sono un alimento per l'uomo, o i prodotti degli animali sono un alimento per l'uomo. Mi ricordo che l'altra volta avevo fatto un esempio di un'applicazione dell'ingegneria genetica un po' più evoluta, per esempio sul latte vaccino. Il latte delle mucche è povero di lisozima, mentre il latte materno è ricco di lisozima. L'isozima è un enzima che protegge dalle infezioni batteriche. Ebbene, vi avevo detto, e lo ridico perché è un esempio facile da capire ma importante: se noi modificando geneticamente una mucca riusciamo solamente per quanto riguarda la presenza dell'isozima nel latte a produrre un latte più simile al latte umano, in tutti i paesi dove i neonati non hanno il latte della mamma, o perché la mamma muore, o perché la mamma non produce latte o ne produce poco, ebbene avere a disposizione un latte vaccino che ha le stesse caratteristiche per quanto riguarda alcuni aspetti del latte materno, questo potrebbe ridurre di molto la mortalità infantile. C'è anche qualcuno che ha fatto i calcoli quante migliaia di bambini, anzi quanti milioni di bambini si potrebbero salvare. Così si potrebbe aggiungere anche gli omega 3, il lattosio. Qui c'è il problema del lattosio, l'intolleranza al lattosio. Comunque direi che facendo questo piccolo esempio si può utilizzare meglio gli animali, rispettando l'ambiente, rispettando gli animali e migliorando parallelamente anche le condizioni di vita dell'uomo. È un libro molto, molto lungo e cita tantissime cose, gli esempi sono infiniti, e quindi io non è che posso parlare di tutto, però dottore, direi in modo globale e chiaro e semplice questo aspetto del rapporto dottore, mi sente? I nostri animali, sia domestici che d'allevamento. Dottor Veglio, mi sente? Dottore, siamo purtroppo costretti a chiedere la linea, stavolta non per darla alla Camera dei Deputati, ma perché lo spazio è giunto alla conclusione. Ok, mi dicono che il tempo che avevo a disposizione è finito. Dico solo che la prossima volta vi parlerò di questo libro, il cui titolo è Il dilemma dell'onnivoro di Michael Pollan, che parla invece dell'alimentazione. Sapete che il prossimo Expo 2015 il tema è il pianeta, quindi questo libro affronta questo problema. Ne parleremo la prossima volta. Vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione. Spero che magari qualche altra volta riusciremo a fare la trasmissione un po' più calma e tranquilla, e quindi grazie a tutti e buona giornata. Avete ascoltato Umanitaria Padana. L'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano combatte ogni giorno